lettera inedita che lui scrisse a 22 anni nel carcere di San Sebastiano a Sassari, dove era stato portato perché aveva partecipato ai moti per il pane. Il ragazzo Berlinguer è un ragazzo con la testa piena di idee, di letture, di pensieri, anche naturalmente aggrovigliati come sono i pensieri di un ragazzo di 22 anni in quel tempo così tumultuoso e tempestoso come fu il tempo successivo alla caduta del fascismo. In quella lettera, che voi sentirete letta con la voce di Tony Servillo, che presta la sua voce al giovane Berlinguer, in quella lettera Berlinguer esprime la sua rabbia nei confronti di quella che lui chiama l'apoliticità, con la davanti, apoliticità. Io mi auguro veramente che come si diceva una volta, il messaggio che arriva attraverso questo film non sia solo il rimpianto per una persona che io ho amato enormemente e che tanti italiani hanno amato, anche quelli che non la pensavano come lui, ma sia qualcosa che possa valere per l'oggi, cioè la restituzione tutta intera della bellezza di questa parola, sulla quale appunto bisogna togliere un po' di polvere, bisogna riaccendere le luci con orgoglio, perché la politica, quando è innovazione, quando è onestà, quando è cambiamento, quando è coerenza, non la coerenza di chi dice le stesse cose per tutta la vita, no, la coerenza rispetto ai propri principi, ai propri valori che si adattano al mutamento del tempo, quando è così è davvero una delle forme più alte di attività intellettuale.